La società Bartoli Fisio-Redi, con sede a Decimomannu, lungo la strada statale 130 al chilometro 14,300, esegue demolizioni industriali, recupero e trasporto materiali ferrosi e non, ritiro materie plastiche riciclabili e non riciclabili e servizio di pressatura. Per prenotare il ritiro dei tuoi materiali, chiama i numeri 340 10 29 181 oppure 346 86 34 752. Bartoli Fisio-Redi sostiene lo sport. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Nuova tappa nel cammino salvezza della Virtus Cagliari che al Palarestivo ospita Savona, 10ª forza del campionato. La squadra di Iris Ferrazzoli arriva dall'abbondante sconfitta esterna sul campo di Civitanova Marche con il punteggio finale di 80-42. In precedenza invece su questo campo era arrivata una vittoria importantissima in chiave salvezza contro Forlì, vittoria che ha permesso alle cagliaritane di salire a quota 6 punti in classifica e di tenere a distanza sia Forlì che la Mercede Alghero. Attenzione però alla compagine catalana che vuole ancora giocarsi le proprie chance salvezza fino alla fine, che nell'ultimo turno ha sbancato a sorpresa il parquet di Orvieto, ed è per questo motivo che la Virtus ha il dovere di provarci anche oggi, pur contro un avversario che ha probabilmente dalla propria i favori del pronostico. Savona 14 punti in classifica, posizione tutto sommato tranquilla, ma attenzione perché la compagine ligure arriva da 3 sconfitte consecutive incassate contro San Giovanni Valdarno, Empoli e Civitanova Marche. Dunque le prime 2 in classifica, un'altra formazione che gravita in zona playoff. L'ultima vittoria risale al 14 gennaio, successo per 72-62 sul campo di Umbertide, squadra che non può più contare sull'apporto di Schiadopulo, giocatrice greca che è passata di recente a San Giovanni Valdarno. È arrivato anche il primo canestro di questa partita che è iniziata agli ordini dei signori Eugenio Roberti e Mauro Davide Barbieri, entrambi di Roma. La Virtus si schiera con Iva Georgieva con la canotta numero 6, con la canotta numero 5 Paola Raiola, con la 10 Orsini, con la 7 Markovic e con il numero 3 c'è Simona Sorrentino. Dall'altra parte Savona schiera con il numero 7 il capitano Ileana Leo, con il numero 11 Elisabetta Penz, con il numero 9 Emma Villa, poi ancora con il numero 4 c'è la giocatrice probabilmente più attesa di questa partita, ovvero Lucrezia Zanetti, con il 33 Irene Tosi. Savona che si presenta a questo match con una novità, Cecilia Michelini, playmaker lo scorso anno in Serie B in Toscana a Prato. Allora vi abbiamo dato conto delle 10 protagoniste sul parquet. Savona è avanti sul 2-0, attacca la Virtus con Georgieva dal palleggio, in punta sceglie Orsini, sul fronte opposto arriva Raiola, partita che è iniziata con grande intensità agonistica. Sorrentino ribalta il lato per Orsini, 5 secondi per il tiro della Virtus, prova a prendere la linea di fondo Orsini, buono lo scarico per Sorrentino, buono anche il tiro preso dalla giocatrice in canotta numero 3, errore, allora rimessa dal fondo per Savona. Savona che esegue con Irene Tosi e poi a gestire il possesso il capitano Ileana Aleo, giocatrice della sua seconda stagione in quel di Savona. In precedenza per lei una esperienza tra 3-2 a Palermo.
Qui bel passo d'incrocio, ottima la finta da parte di Elisabetta Penz, va a subire il fallo della difesa e potrà andare in lunetta con 2 tiri liberi. Si tratta di una giocatrice nata nel 1996 e che ha anche alcune apparizioni in Serie A1 con la Fixi Piramis Torino. 2-2 per Penz, allora 4-0 Savona che inizia bene questa partita. La Virtus deve ancora trovare il primo canestro, lo fa ora con Orsini che tiene il contatto, segna, subisce il fallo e potrà presentarsi in lunetta per il tiro libero supplementare. Orsini, protagonista di una buona stagione, 9,6 punti e 6,2 rimbalzi di media fino a questo momento, tra le migliori dal punto di vista statistico per la Virtus. Ai liberi tira col 69%, qui il libero supplementare appunto è sbagliato, dall'altra parte non riesce a realizzare il termine di un'azione solitaria Zanetti, giocatrice vista in Sardegna peraltro con la canotta della Mercedes Alghero, ci sarà modo di parlare anche di lei. Sbaglia pure Raiola, Savona controlla allora il pallone, ora cerca di mettere ordine Aleo dal palleggio contro Raiola. Serve l'uscita di Zanetti che porta il pallone oltre la linea dei 3 punti, il gioco a 2, lo scarico sotto, arrivano però le mani di Georgieva che si lancia in contropiede. Georgieva, lo scarico buono, Markovic a segno per la parità a quota 4. La Virtus sta realizzando ora dopo un inizio un po' stentato in zona offensiva. Schema test intanto chiamato da Penz per Savona, attacca Zanetti, il pallone dietro la schiena, poi l'hesitation, il tiro dalla media distanza, l'errore, poi il contrasto tra Raiola e la sua avversaria Emma Villa, l'ultimo tocco della giocatrice ligure. Allora ci sarà la rimessa dal fondo in favore della Virtus Cagliari. 7 minuti 7 secondi ancora da giocare nel corso del primo quarto. Ora le bianco-blu possono attaccare per il possibile sorpasso e per dunque il primo vantaggio all'interno di questa partita. Georgieva cerca uno scarico in particolare in direzione di Orsini, qui l'ultima a toccare è un'avversaria e dunque potrà usufruire della rimessa dal fondo. Rimessa dal fondo che verrà eseguita da Paola Raiola. Uno sguardo anche alla partita d'andata lo scorso 28 ottobre a Savona, vittoria della squadra di casa per 76-61 con 28 punti di Schiadopoulou, giocatrice nazionale greca passata come detto di recente a San Giovanni Valdarno e che dunque non fa più parte del roster ligure. Ci furono anche i 24 di Lucrezia Zanetti, dall'altra parte invece non bastarono i 18 di Orsini e i 14 di Georgieva. Qui perde palla Raiola, allora contropiede Savona, dubbia la partenza a mio giudizio da parte di Villa, c'è il fallo antisportivo addirittura comminato a Sorrentino, dunque 2 liberi più possesso per Savona, cambio e anche time out chiamato da coach Iris Ferrazzoli che vuole dunque immediatamente gestire il momento della sua squadra. Vantaggio Savona, 6-4 il punteggio, 6-27 per chiudere il primo quarto. Si torna in campo, Emma Villa in lunetta, giocatrice classe 99, 2,8 punti, 4,7 rimbalzi di media, tiri liberi non benissimo, a dire il vero 38% per lei in questa stagione. Sbaglia il secondo, arriva da 2 stagioni in forza al Basket Girls Ancona, dove è stata alle dipendenze anche di un tecnico sardo come coach Caboni lo scorso anno. La vittoria nel campionato di Serie B proprio ad Ancona. Attacca Savona con il possesso aggiuntivo, Villa la ricezione spalle a canestro, prova a battere Pastena nel mismatch, non riesce però a realizzare dopo l'1 contro 1. Qui l'anticipo sulla linea di passaggio da parte di Zanetti che riesce però solamente a toccare il pallone, permettendo quindi alla Virtus di rimettere ancora in zona d'attacco. Orsini per Raiola, attende l'uscita dei blocchi di Markovic che si prende il tiro da 3 punti, lo manda però sul secondo ferro. Buono stavolta il rimbalzo da parte di Villa che ha leve lunghe e riesce dunque a controllare questo pallone e anche ad andare a subire il fallo. Si sta caricando un po' di falli la Virtus in questa fase, probabilmente deve stare attenta la squadra di coach Ferrazzoli. Già 3 i falli spesi quando non siamo neanche alla metà
del primo periodo di gioco qui al Palarestivo per questa 20ª giornata del campionato di Serie A2 femminile girone sud. La penetrazione con errore da parte di Penz, il pallone però è ancora vivo, controllato da Villa. Stavolta la sua partenza non viene perdonata dalla coppia arbitrale, anche in precedenza probabilmente era andata oltre il limite dell'infrazione di passi. Qui si propone subito in ricezione profonda Orsini, che viene però ignorata dalle compagne. Allora prosegue l'attacco della Virtus con Raiola che lavora sul blocco di Orsini. Sorrentino da 3 punti di tabella a segno, dichiarata o no. Questi sono 3 punti preziosissimi per la Virtus, anzi 2 punti, così segna il tabellone. Parità a 6, 5 e 8 secondi ancora da giocare nel primo quarto. Morbido piazzato per Lucrezia Zanetti, a segno per il nuovo vantaggio Savona. Prova a rispondere allora Raiola per Markovic, il taglio di Pastena che sbaglia con l'appoggio al tabellone. Allora prova ad attaccare Savona in transizione, lo scarico per Zanetti, arriva il rimorchio da parte di Irene Tosi che però non riesce a trovare lo spazio per il tiro. Allora dall'altra parte Raiola con calma e con pazienza vuole ragionare, si propone Sorrentino che riceve in questo momento, c'è il consegnato molto prevedibile per Pastena, arriva l'anticipo facile di Zanetti che realizza il più comodo dei canestri con la mano mancina, più 4 Savona, 10-6 il punteggio, pronto l'ingresso in campo intanto di Giada Podda per la Virtus, mette palla per terra Raiola, chiude il palleggio senza avere ancora molto chiare le intenzioni, tiro da 3 punti, una mattonata in questo caso per Markovic. Savona è già dall'altra parte, spara da 3 punti a Leo, errore Markovic a controllare il rimbalzo, subisce anche un colpo al volto, si continua però a giocare, qui commette un'ingenuità Elisabetta Penz, va a cercare il pallone trovando però il polso della giocatrice avversaria, evidente il fallo, nonostante qualche anche timida protesta si riprenderà con la rimessa per la Virtus, va a chiedere scusa per le proteste la giocatrice di Savona che è andata così a spendere il secondo fallo della sua partita. Rimessa da zona difensiva eseguita dalla Virtus con Pastena che ha già servito Raiola, il lavoro dal palleggio, l'uscita di Sorrentino, si propone Orsini che riceve ora in punta, in uscita dal blocco Raiola, va dentro in penetrazione, non riesce però né a realizzare né a guadagnarsi il fischio arbitrale. Allora Savona dall'altra parte prova ad attaccare in rapidità, sospetta anche qui la partenza a mio giudizio da parte di Elisabetta Penz, trova però il fallo della difesa, quarto di squadra per la Virtus. Torna Georgieva per la squadra di casa, esce Sorrentino e questo il cambio stabilito da coach Ferrazzoli. 3:27 ancora da giocare nel corso del primo quarto di gioco. Savona avanti, 10-6 il punteggio. Savona come detto 10ª in classifica, comandano il campionato di Serie A2 girone nord Empoli e San Giovanni Valdarno a quota 32, all'inseguimento ci sono Bologna e Palermo con 28 punti, quindi Civitanova Marche a 22, 3 squadre a quota 18, si tratta di La Spezia, Campobasso e Faenza, poi Orvieto 16, Savona 14, Umbertide 12, San Raffaele 10, Virtus Cagliari 6, qua siamo nelle zone ovviamente calde della classifica, a chiudere Forlì e Alghero con 4 punti, vedremo allora come andrà anche la lotta a salvezza in questo campionato. La Virtus ha bisogno di punti come detto in presentazione e può coglierli anche questo pomeriggio contro una squadra che sta andando meglio ma che su questo campo può anche incespicare. Qui l'appoggio comodo con la mano sinistra da parte di Villa. Savona sta interpretando molto bene la partita ed è meritatamente avanti sul 14-6. La Virtus ha bisogno di mettere in campo soprattutto direi maggior fluidità in zona d'attacco. Il backdoor di Orsini, rischioso il passaggio, arriva subito l'aiuto difensivo, la riapertura in angolo per Arianna Puggioni che ha fatto il suo primo ingresso in questa partita, subisce la spinta avversaria, allora arriva il fallo, le indicazioni di Valentina Calandrelli, vice di coach Ferrazzoli per Orsini, cambio per Savona, esce Villa, protagonista di questo inizio di partita. Allora arriva il turno di Cecilia Michelini
play di categoria, già giocato in questa categoria con Torino e con Castel San Pietro lo scorso anno a Prato nella B toscana. Può dare tanto in cabina di regia a Savone, proprio lei che va a dare inizio a questa manovra offensiva. Nel frattempo la Virtus ha realizzato accorciando sul -6, circolazione sul perimetro e poi il fischio arbitrale lontano dalla palla. Podda e Tosi erano andate a fare a sportellate, il fallo è della giocatrice cagliaritana, questa è l'indicazione, 2-12, la Virtus ovviamente ha speso il bonus, allora ci sono liberi per Irene Tosi, classe 97, 9,5 punti, 4,7 rimbalzi di media, tiri liberi abbastanza bene, 78% in stagione, 1 su 2, rimbalzo offensivo però per Zanetti che sbaglia il layup, tiene vivo a rimbalzo, Savona va a subire il fallo, Zanetti manca un po' di energia a rimbalzo per la Virtus, pronte a entrare in campo, intanto le due numero 8 di questa partita, Marta Vargiu da una parte, dall'altra Alice Sansalone, entrambe stanno facendo il loro primo ingresso in questa partita. Per Savona esce con il numero 11 Pence, per la Virtus è uscita con il numero 5 Raiola. Zanetti ha sbagliato il primo tiro libero, anche lei classe 97, tra le migliori realizzatrici del girone, 17,4 di media per Lucrezia Zanetti. Intanto si propone subito Podda per la ricezione, circola il pallone prima sul perimetro, poi il post basso di Podda, buono il giro dorsale, subisce il fallo. Podda, quarto di squadra anche per Savona, osserva la situazione dalla panchina coach Vito Pollari, tecnico della compagine ligure, anzi era il quinto di squadra per Savona, dunque ci sono liberi per Giada Podda. Virtus impegnata nel tentativo di riportarsi a contatto dopo questo inizio non semplicissimo, +8 Savona, 16-8 il punteggio, sbagliato il primo da Podda. 11,6 minuti di media in questa stagione per lei, 1 su 2 dalla lunetta, 9-16 la situazione di punteggio. Zanetti lavora sul blocco, passa davanti Puggioni, c'è spazio per il tiro da 3 punti di Michelini, a segno, tardiva qui l'uscita da parte di Gheorgheva, non perdona Michelini che trova dunque il canestro dai 6,75, tiene a bada tutti i tentativi di riavvicinamento virtussino Savona. Intanto c'è l'anticipo forte da parte di Sansalone su Puggioni, rimessa per la Virtus, 1 minuto e 26 secondi per chiudere il primo quarto, mette palla per terra Puggioni, c'è l'uscita di Gheorgheva, il tiro da 3 punti di Iva Gheorgheva, il talento non le manca di certo, a segno la giocatrice bulgara per il -7, 12-19, c'è bisogno di una difesa forte, errore di Savona, allora Gheorgheva punisce in contropiede per il -5, doppio cambio pronto per coach Ferrazzoli. La Virtus sta cercando di rientrare in partita, complice anche questa difesa a zona, sta riuscendo meglio in alcuni frangenti, pare una difesa a zona quella schierata da coach Ferrazzoli. Qui arriva il canestro, voleva anche il fallo Irene Tosi con il semigancio per il 21-14. Vargiu col palleggio aperto, guarda verso Orsini che riceve oltre l'arco, la finta di consegnato, poi riceve il pallone Puggioni, è pronta Podda per il blocco chiamato prontamente da Michelini, chiede qualche palleggio in meno Iris Ferrazzoli dalla panchina della Virtus. 22 secondi ancora da giocare in questo primo quarto, 7 secondi invece per il tiro della Virtus. A rimettere in gioco il pallone le cagliaritane con Iva Gheorgheva, doppio cambio, Sorrentino e Markovic in campo per questo finale di prima frazione, servita a Puggioni, il tiro dall'angolo, a segno, ottima mano delicatissima per Arianna Puggioni, a segno per il 21-16, ultimo possesso per Savona. Allora all'interno di questo primo quarto Michelini ribalta il lato, Sansalone mette palla per terra, poi fuori da Zanetti, 2 secondi, si deve affrettare, Zanetti vuole giocare il pick and roll ma non c'è più tempo, termina il primo quarto, la Virtus è sotto ma chiude in crescendo, 21-16 il punteggio in favore di Savona.
Inizia il secondo quarto, primo possesso per la Virtus che lavora con Marta Vargiu, anticipata l'uscita di Puggioni, difficoltosa la ricezione, arriva Georgieva che attacca subito il centro dell'area, lo scarico in angolo, il tiro da 3 punti con airball da parte di Markovic, si lotta ancora sul pallone vacante e la caparbietà di Georgieva paga dividendi, infatti riesce la Virtus a ottenere la rimessa dal fondo. Vargiu sul pallone, c'è tantissimo spazio per Puggioni che non punisce però la distrazione difensiva di Savona. Allora dall'altra parte Michelini dal palleggio, servita poi a Leo che è tornata sul parquet, Zanetti dentro molto bene per Tosi, 2 punti ben costruiti in questo caso da parte di Savona. Trovata la lunga nel cuore dell'area, la Virtus prova a servire Sorrentino, arriva subito l'aiuto da parte di Tosi, falloso a giudizio delle 2 giacchette grigie. Allora arriva il secondo fallo della partita per Irene Tosi, c'è Sorrentino in lunetta per la Virtus, 2,4 punti, 3 rimbalzi di media per la giocatrice ex Ragusa. Ragusa, squadra con cui ha esordito anche lei in A1 lo scorso anno, invece è stata Scafati in Serie B. Sbaglia dalla lunetta Sorrentino il rimbalzo conquistato da Savona che ora attacca con Michelini, il pallone oltre l'arco, Tosi fa circolare in direzione ancora di Michelini, ancora un ribaltamento sul fronte opposto, arriva a ricevere il passaggio consegnato sempre Michelini da 3 punti, spara Tosi sul secondo ferro a rimbalzo, l'ultima a toccare è con il numero 8 Sansalone per Savona. Sansalone che voleva invece la rimessa dal fondo, sosteneva che l'ultima a toccare sia stata Markovic, non è così, può attaccare la Virtus sotto sul 23-16 alla ricerca di una rimonta per riprendere Savona che ha interpretato fin da subito molto bene questa partita. È uscita intanto Markovic ed è entrata Orsini, allunga la difesa Savona, la Virtus però senza esitazioni è già dall'altra parte con Orsini che gira bene sul perno ma sbaglia. Allora Savona prova a rispondere qui dal palleggio, a Leo fuori per Sansalone, tripla frontale a segno per Alice Sansalone, classe 97, non una gran produzione offensiva media per lei, 2 punti, 1,3 rimbalzi, ma oggi sta dando un solido contributo, giocatrice genovese e a Genova ha militato per diverse stagioni tra Serie B e Serie A2. Qui il fischio arbitrale premia la Virtus, rimessa dal fondo, sta per tornare Raiola intanto e fa il suo primo ingresso in partita invece per la squadra ospite, rilevando Lucrezia Zanetti, Jeannette Ghilavogui, classe 97 anche lei, che qui è chiamata a difendere sul tiro cadendo all'indietro, vincente da parte di Sorrentino per il 26-18, meno 8 Virtus, proprio la nuova entrata a ricevere il pallone, poi fuori Sansalone, cerca il gioco a 2, coinvolta con il numero 9 Villa che è tornata anche lei sul parquet, il pallone perso da Savona che rischia di sbarrire un po' di lucidità in zona offensiva. Allora Vargiu prova ad attaccare per un istante il canestro, mantiene vivo il palleggio e prova a comandare le operazioni nell'attacco della Virtus, si propone per la ricezione Sorrentino, costretta in precario equilibrio a far tornare fuori il pallone. 3 secondi per il tiro della squadra cagliaritana, rischia lo sfondamento, va a commetterlo Marta Vargiu, fallo in attacco per lei, non ci voleva questo per la Virtus che stava pian piano cercando di rimettere pressione a Savona. Si lamenta Ferazzoli in panchina per un mancato fischio. C'è il colloquio tra uno dei 2 arbitri, l'allenatore della Virtus Cagliari, situazione ricomposta e può riprendere il gioco con Villa dal palleggio, va a servire a Leo che attende il blocco alto di Guilavoghi, poi con la mano sinistra va a pasticciare
Aleo, che si è un po' probabilmente intestardita nella soluzione personale in questo caso. Allora 7 minuti 8 secondi, Virtus con la palla in mano per cercare di accorciare sul -6 la chiamata offensiva da parte di Vargiu. Arriva Orsini per ricevere il pallone, il taglio dentro, sorpresa la difesa di Savona, ottima iniziativa di Arianna Puggioni, con il backdoor ha sorpreso la sua marcatrice. -6 Virtus, ora 2 possessi pieni soltanto di distanza da Savona. Sale Guilavoghi per il pick and roll alto, il suo blocco però non è ben portato a giudizio della coppia arbitrale. Fallo in attacco, blocco in movimento, time out in campo e dunque nuova interruzione della partita sul -6 Virtus, 26-20 a 6 minuti 43 secondi dal termine del primo tempo. Ripreso il gioco al Palarestivo, Puggioni dal palleggio, poi Orsini che spara subito la tripla, la manda a segno. Attenzione alla Virtus, ora sul -3, 26-23. Quasi completata la rimonta dalle ragazze di coach Ferazzoli, che hanno bisogno ancora di una difesa forte. Villa fuori per Michelini, poi da 3 punti Aleo sul secondo ferro, il pallone danza sul tabellone, poi esce, ma il possesso è ancora per Savona, non riesce a controllare in questo caso Sorrentino. C'è qualcosa da sistemare tra l'arbitro e uno degli ufficiali di campo. 6 minuti 13 secondi al termine del secondo quarto. La Virtus è a un solo possesso di distanza da Savona. Qui difficoltosa la ricezione di Zanetti, che però riesce a controllare il pallone, doppio crossover su Raiola, palla dietro la schiena, ottime doti di ball handling per lei, ma Savona perde comunque il possesso. Attacca la Virtus ora con Raiola per Vargiu da 3 punti, Vargiu non segna ma subisce il fallo che le permetterà di avere a disposizione 3 tiri liberi per la possibile parità. Allora a questo punto ottima reazione da parte delle ragazze di coach Ferazzoli, tornate a contatto dopo un primo quarto non semplice. Vargiu in lunetta segna il primo, classe 99, classe 88 chiedo scusa, Marta Vargiu segna anche il secondo. 46% ai liberi per lei, 3 su 3 però, 100% in questo caso, e allora parità al Palarestivo, 26-26. Savona gestisce con Aleo, si fa vedere Michelini per il blocco, cerca con un po' troppa insistenza la palla Vargiu. In questo caso viene punita con il fischio arbitrale, il secondo fallo della sua partita. Rimessa in attacco, 17 secondi per il tiro della formazione ligure, il consegnato per Zanetti, controllata da Puggioni, mano sinistra per Zanetti, poi si va da Villa, cerca il passo d'incrocio, ottima la difesa da parte di Orsini, in questo caso tripla difficile per Aleo con errore. Vargiu controlla il rimbalzo lungo e poi offre in direzione di Raiola. Attacca la Virtus, che deve tenere lontana la frenesia, deve attaccare con pazienza. Orsini ribalta per Puggioni, palleggio, arresto e tiro, errore, ma c'è a rimbalzo Sorrentino dopo l'errore, con proteste peraltro da parte del pubblico della Virtus. Arriva il rimbalzo controllato da Savona, qui anticipo ottimo di Raiola su Villa e il fallo antisportivo, a mio giudizio ineccepibile, fischiato dalla coppia arbitrale. Ingenuità da parte di Tosi, che va a disinteressarsi del pallone, a commettere un fallo del tutto evidente su Raiola, ma ottima giocata difensiva da sottolineare per la playmaker della Virtus. L'anticipo su una situazione di post basso non semplice per lei da difendere. Avrà a disposizione 2 liberi più il possesso aggiuntivo. Lacey, classe 1999, Paola Raiola, nativa di Catanzaro, 8,4 di media, 62% ai liberi, a 3 annate a Viterbo. Prima di questa esperienza la Virtus fa 2 su 2 e allora le cagliaritane sono avanti sul 28-26. C'è anche il
possesso aggiuntivo ovviamente per la Virtus Surgical Cagliari. Vargiu restituisce il pallone a Raiola che lavora sulla pressione di Zanetti, sale Orsini per bloccare, c'è bisogno di cambiare l'angolo di blocco da parte di Orsini, palleggio, arresto e tiro creato per Raiola. Non una brutta idea qui, non una brutta giocata in generale per l'attacco della Virtus in una situazione comunque non semplice. Qui Zanetti voleva il fischio arbitrale, era anche abbastanza sicura di ottenerlo, viene però ignorata dai signori Roberti e Barbieri di Roma, rimessa dal fondo per la Virtus che ora sembra aver girato l'inerzia di questa partita, attacca in vantaggio di 4 punti a 4 minuti e 23 secondi dal termine del secondo quarto. Pallone per Raiola, arresto e tiro vincente dal cuore dell'area e ora più 4 Virtus, 30-26, più 4 che arriva ora, in precedenza era più 2, dunque correggiamo quanto detto in precedenza. Qui c'è un'evidente palla accompagnata da parte di Aleo, perdonata, però arriva comunque il canestro da parte di Savona che ha pronto il rientro in campo da parte di Sansalone. Vargiu fuori per Raiola, c'era spazio per il passaggio in punta verso Sorrentino. Vargiu può attaccare la sua avversaria diretta, si tratta di Villa. Puggioni da 3 punti, a segno ancora Arianna Puggioni che ha mano molto educata dall'arco, lo dimostra per il più 5 Virtus. Ora prova a rispondere a Leo, tiro da 3 punti colpevolmente concesso ma sbagliato comunque da Savona. Allora mette ordine Raiola, si propone in lunetta Orsini, poi non sa bene dove andare a bloccare, il pallone arriva dalle parti di Puggioni, prova a strapparlo via. La regola del possesso alternato assegna il pallone a Savona, è pronta a tornare allora Sansalone, a uscire sarà invece Aleo, il capitano della cestistica savonese. Formazione giallo-verde che va a rimettere dal fondo, sotto di 5 lunghezze dopo essere stata in più fasi a ridosso della doppia cifra di vantaggio. 2,55 per chiudere il secondo quarto, c'è il fallo speso su Pence, in questo caso rimessa dal fondo, e terzo fallo di squadra speso dalla Virtus. Pallone nuovamente in gioco, Pence dà un'occhiata al post basso di Villa che è accoppiata con Sorrentino. Villa dentro per Zanetti, arriva l'aiuto forte di Orsini. Buon possesso difensivo ancora per la Virtus Cagliari. Savona ha 6 secondi per trovare un tiro in questa rimessa dal fondo che verrà eseguita da Alice Sansalone. Prova il taglio Michelini, riceve invece Pence, completamente dimenticata, punisce facilmente questa distrazione difensiva da parte della Virtus che fatica ad avere continuità comunque nella metà campo. Formazione molto giovane, quella allenata da coach Perazzoli, spesso arrivano delle sbavature per pura ingenuità. Orsini però risponde subito con il tiro dall'angolo per il nuovo più 5, 35-30. Pence ribalta in direzione di Sansalone, poi si torna dalle parti della numero 11 ospite che spara da 3 punti, alza il braccio, fa ancora canestro Elisabetta Pence per il -2 Savona, partita in equilibrio. Raiola prova a punire in sovrannumero, extra pass Puggioni da 3 punti, stavolta sbaglia, ma tiro ben costruito in situazione di sovrannumero, lo ripetiamo, per la Virtus in questo caso. Allora Pence, ancora un tiro, il terzo consecutivo, stavolta è sfortunata. Buon lavoro con il tagliafuori di Orsini, può gestire con pazienza la Virtus, chiede un po' di calma dalla panchina Perazzoli. Il blocco per l'uscita di Puggioni che vuole attaccare il canestro, palleggio, arresto di tiro corto, poi Orsini che lotta anche su questo pallone, giocatrice di grande sostanza. Orsini non riesce però a controllare, allora Pence che per un istante pensa al quarto tiro consecutivo, poi desiste. Zanetti mette palla per terra, penetrazione con la mano sinistra, errore Villa, a rimbalzo la stoppata fallosa da parte di Sorrentino. Allora ci sono liberi stavolta per Savona, torna Iva Georgieva per la Virtus Cagliari a 1 minuto e 11 secondi dalla conclusione del
secondo quarto, terzo fallo speso da Sorrentino se non abbiamo visto male, comunque viene richiamata in panchina e ora subisce il lavaggio di capo da parte della sua allenatrice. Errore col primo libero per Villa. Abbiamo detto non una gran tiratrice di liberi, 38% per lei da tempo nel giro delle nazionali giovanili. Sbaglia anche il secondo ma dorme la Virtus a rimbalzo, Zanetti non capitalizza, però Orsini strappa via questo pallone, può scattare il contropiede della Virtus, ottimo recupero però di Sansalone, allora che Georgieva deve accontentarsi di un attacco a difesa schierata. Orsini attende Raiola per il passaggio consegnato, siamo entrati nell'ultimo minuto del secondo quarto, 7 secondi per il tiro della Virtus, Raiola che palleggia su un piede di Orsini, poi spezza il raddoppio, molto bene Raiola, sbaglia però la cosa apparentemente più facile, ovvero il canestro, può attaccare allora in contropiede Savona, qui Zanetti in qualche modo, non certamente in bello stile, ma trova comunque i 2 punti che permettono alle giallo-verdi di tornare in parità a 35. C'è una discrepanza di circa 4 secondi tra il cronometro dei 24 e quello della partita. Lavora con calma Raiola per l'uscita di Puggioni, è pronto il blocco di Orsini e poi si fa vedere per la ricezione in post basso, segna con la mano sinistra, buona azione d'attacco qui per la Virtus a cercare Orsini, qui non trova il tiro in tempo utile, Zanetti esita un po' troppo prima di sparare la tripla, allora si va all'intervallo lungo con una buona Virtus Cagliari in vantaggio sul 37-35, la squadra di Ferrazzoli ha avuto un ottimo secondo quarto sulle 2 metà campo, buona prestazione sia dal punto di vista difensivo che dal punto di vista offensivo, Savona è un po' calata, si va al riposo lungo come detto, più 2 Virtus sul 37-35. Inizia il secondo tempo al Palarestivo, si riparte dal più 2 Virtus, primo possesso per le padrone di casa con Sorrentino che attende l'arrivo di Raiola, il lavoro sul blocco di Orsini, palleggio, arresto e tiro sul primo ferro, la lotta a rimbalzo premia la squadra di Ferrazzoli che potrà rimettere dal fondo, l'ultimo tocco è stato di Penz e allora Vargiu è già nella zona delle operazioni. Sarà un secondo tempo senz'altro avvincente, la Virtus va a caccia di punti preziosissimi nel proprio percorso salvezza, Savona invece vuole rimanere nella zona tranquilla della classifica, vuole interrompere soprattutto quella striscia di 3 sconfitte consecutive di cui vi abbiamo parlato in precedenza, squadra che si sta tutto sommato ben comportando anche se nel secondo quarto ha sofferto l'aggressività di una Virtus che ha trovato finalmente la giusta quadra all'interno di questo incontro. Orsini per Arianna Puggioni, c'è Sorrentino che finta il blocco, arriva poi Raiola, 12 secondi per il tiro e la Virtus ancora non ha sostanzialmente costruito nulla, si prende il tiro da 3 punti senza gran ritmo, lo sbaglia Sorrentino, il rimbalzo Zanetti che è già dall'altra parte affrontata da Raiola, il taglio da parte di Tosi, si fa vedere, libera Villa, arriva però prontamente il recupero da parte di Sorrentino, un altro ribaltamento stavolta un po' rischioso, rischia anche il fallo in attacco Penz, Sorrentino ha subito un colpo a un occhio, probabilmente in questo caso riesce comunque a proseguire il gioco. Vargiu chiude il palleggio forse un po' troppo presto, riesce ad appoggiarsi in direzione di Raiola, Orsini per Sorrentino che guarda dentro, poi torna fuori da Vargiu, 4 secondi per il tiro della Virtus, Orsini mette palla per terra, deve affrettarsi Vargiu, non fa in tempo, il cronometro dei 24 scade quando ancora doveva ricevere il pallone,
sta faticando un po' in attacco la Virtus, ancora non si è segnato nel corso di questo terzo quarto, si rimane sul 37-35 in favore delle padrone di casa, ma coach Ferrazzoli ha visto qualcosa che non va e allora chiama il time out. È ripreso il gioco dopo il time out chiamato da coach Ferrazzoli. Adeguamenti difensivi per la squadra di casa, con alcune giocatrici schierate a zona ed altre a uomo. Qui arriva il recupero di palla, Raiola, mentre si alza Guilavoghi dalla panchina di Savona. Il tiro dall'angolo di Vargiu sbagliato, si continua a non segnare in questo terzo quarto. Allora Pence, serve Villa che fa circolare poi per la compagna di squadra in canotta numero 7 Aleo. Ancora Villa, ribalta per Aleo, mette palla per terra contro Puggioni, la attacca con la mano sinistra, manda per aria il tiro che però è sbagliato. Il rimbalzo di Raiola che poi avvia la trama d'attacco della Virtus. Vargiu, la finta di servizio in angolo per Georgieva, poi Orsini, ancora Raiola. Un po' fermo l'attacco della Virtus che ancora non è entrata bene in questo gioco d'attacco. Georgieva si deve affrettare, Orsini in tiro dall'angolo, lo scadere dei 24 è sbagliato, ma Georgieva teneva al rimbalzo, il passaggio di riapertura è sbagliato ed è sbagliato anche l'intervento di Orsini. Mantengono coerenza dal punto di vista dei falli antisportivi gli arbitri, è antisportivo anche questo comminato a Orsini. Torna in panchina Georgieva, rilevata da Pastena con il numero 20, 2 liberi più possesso per Ileana Aleo, una delle giocatrici più esperte della formazione savonese, mentre c'è campo anche per Pellegrini Bettoli, esce Arianna Puggioni, dicevamo una delle più esperte. 2 anni fa a Palermo in A2 con 6,5 punti di media, questa è la sua seconda stagione a Savona, cresciuta nel settore giovanile della Rainbow Catania. Rimessa da metà campo per Savona, riceve Lucrezia Zanetti, vuole attaccare Pastena, la fa impazzire ancora con il gioco di ball handling, arresto e tiro vincente per Zanetti. La Virtus deve evitare il più possibile che riesca la numero 4 ospite a scatenare il proprio talento offensivo, è rimasto un po' in ombra fino a questo momento anche per merito della difesa della Virtus. Ora Vargiu mette palla per terra proprio contro Zanetti, ribalta per Raiola, un passaggio non di grandissima qualità, va fino in fondo, comunque con coraggio Raiola fa bene, subisce il fallo, 2 liberi anche per lei, leggermente in ritardo l'aiuto di Guilavoghi. Arriva il momento intanto di Markovic, esce proprio Vargiu, secondo fallo della partita di Guilavoghi. 2 liberi per Paola Raiola, giocatrice di origine catanzarese, come detto reduce all'esperienza di Viterbo. Sbaglia il secondo libero. Paola Raiola ha realizzato 5 punti complessivi fino a questo momento. Pence nella circolazione perimetrale, tiro da 3 concesso ma sbagliato, in questo caso da Aleo. Tiene vivo a rimbalzo Michelini, dentro per Zanetti, in ritardo Pellegrini Bettoli, fallo subito allora da Lucrezia Zanetti in lunetta. Talentuosissima giovane che vanta anche 5 presenze in Serie A1 con Priolo nella stagione 2013-2014 ed è stata giocatrice di coach Ferrazzoli, oltre che compagna di squadra di Marta Vargiu, ad Ariano Irpino nella stagione 2015-2016. Sbaglia il primo, segna il secondo Lucrezia Zanetti, che come detto è stata ad Alghero nella stagione 2014-2015 a 10 punti di media, vanta anche diverse presenze nelle nazionali giovanili. Fino a questo momento per lei sono 9 punti realizzati. La Virtus
non è riuscita a realizzare. Dall'altra parte ora è sotto sul 40-38, attacca Savona con il pallone tra le mani di Michelini, mette palla per terra, poi dall'altra parte Aleo, palleggio, arresto e tiro vincente. Ora Savona sta cercando di ritrovare l'inizio di questa partita, ci sta riuscendo. Più 4 per le ospiti, 42-38. Pastena, Orsini oltre l'arco, l'anticipo da parte di Zanetti che poi si lancia in contropiede. Lucrezia Zanetti deposita il lay-up del più 6. Savona, facce scure nella panchina della Virtus, già 2 giocatrici sul cubo dei cambi, è pronta a tornare dopo questo brevissimo riposo Vargiu, assieme a lei anche Sorrentino. Ora Raiola lavora sul blocco di Orsini, Raiola rischia di pasticciare, riesce a far pervenire in qualche modo il pallone tra le mani di Orsini da 3 punti. Pastena sbaglia il tocco a rimbalzo di Orsini, non riesce a controllare, arriva allora il doppio cambio Virtus, escono Markovic e Pugioni, tornano Sorrentino e Vargiu. 4 minuti 43 secondi ancora da giocare questo terzo quarto, siamo dunque nella seconda metà del terzo periodo e Savona, dopo aver sofferto nel secondo quarto, ora torna a comandare anche dal punto di vista mentale questa partita, qui persa completamente Penz, che però si divora il canestro in reverse, rimessa dal fondo Virtus che tira un sospiro di sollievo per lo scampato pericolo. Esce Pastena, torna Podda, Pastena, cambio punitivo per essersi perso evidentemente Penz nell'ultima circostanza. Vargiu allora lavora dal palleggio, arriva Orsini, stesa praticamente Vargiu da Michelini, Michelini che si scusa prontamente, arriva anche il fallo ed è il secondo personale da parte della neoarrivata in casa savonese. Sorrentino, la rimessa dal lato, sceglie Marta Vargiu, un'occhiata all'uscita dai blocchi di Raiola che riceve in questo momento, sale Orsini per bloccare, parte verso sinistra però Raiola, Orsini mette palla per terra, subito raddoppiata, il tiro molto difficile, mandato per aria e sbagliato. Applaude la panchina di Savona, fa bene perché la squadra è in controllo dal punto di vista difensivo ed è anche avanti di 6 lunghezze sul 44-38, 4 minuti esatti al termine del terzo quarto, time out Ferrazzoli. Riprende il gioco, difesa allungata per la Virtus Cagliari che ora ha bisogno di un nuovo sforzo per ribaltare l'andamento di questa partita. Savona attacca con fiducia, Penz per Guilavoghi, la difesa forte di Podda che propizia questo recupero di palla completato poi da Marta Vargiu, il pallone nel mezzo angolo per Podda, torna fuori da Vargiu, vuole una circolazione più rapida la Virtus che la va a chiamare lo schema 5 con Vargiu, chiama il blocco alto di Podda, rapinata letteralmente del pallone Vargiu da Zanetti che va ancora a realizzare il lay-up comodo, solitario, stavolta il più 8 sul 46-38, non ha ottenuto le risposte che cercava coach Ferrazzoli in uscita dal time out, allora sta per tornare il talento offensivo di Georgieva. Raiola dentro in penetrazione, sbaglia con la lacrima alzata con la mano destra, allora Savona dall'altra parte con Michelini, ribalta per Zanetti, attacca subito il close out di Raiola, in punta c'è Aleo che prova a battere Sorrentino, extra pass, il tiro da 3 punti sbagliato da Penz che però è la prima ad arrivare anche sul rimbalzo, poi va a subire il fallo, la Virtus ancora in difficoltà quando mancano 2 minuti e 42 secondi al termine del terzo quarto. Vediamo chi lascerà spazio a Georgieva. Si tratta di Sorrentino. L'ex Ragusa dunque lascia il parquet, 2 liberi per Savona, anzi no, rimessa dal fondo. E questa la decisione. Con Penz va a ricevere il pallone, il taglio di Michelini, la ricezione per Zanetti accoppiata con Vargiu. Il pick and roll con Guilavogui
Bel pallone di ritorno, Zanetti cerca un tiro molto difficile, senza equilibrio, voleva anche un fallo che non arriva a chiederlo, è stato anche coach Vito Pollari in panchina. Pollari, allenatore vincente, portato in A1 Alcamo nella stagione 93-94 con lungo percorso vincente partendo addirittura dal campionato di promozione. È un uomo guida di questo club da tanti anni anche a livello di settore giovanile. Savona ancora in controllo psicologico di questa partita a 2:10 dall'ultimo mini intervallo. Michelini dal palleggio da 3 punti, se la sente ma manda per aria. Pallone che scheggia a malapena il ferro, rimessa dal fondo già eseguita dalla Virtus, che ora si affida a Georgieva. La chiamata dello schema è arrivata da Marta Vargiu. Georgieva si butta dentro, lo scarico in angolo, fallo di sfondamento commesso dalla bulgara, che non riesce a controllare il corpo dopo aver passato il pallone. Brava anche la giocatrice avversaria a mettersi lungo il suo corridoio di penetrazione. 1:54 e l'inizio è sempre tra le mani di Savona. Schema maglia ora per Michelini, va a bloccare dopo aver passato in direzione di Aleo. Si apre per ricevere Guilavoghi, reclama palla sul lato debole. Zanetti riceve in questo momento palleggio, arresto di tiro sul primo ferro, il buon rimbalzo conquistato da Podda. 2 giocatrici vanno subito ad avventarsi sul pallone in maniera irregolare. Allora c'è la rimessa dal fondo per Savona perché è stata chiamata una palla contesa e non un fallo su Podda. Ripreso il gioco, colazione in punta, mezzo alle gambe Aleo contro Raiola, la batte, manda per aria il tiro, infrazione di passi però evidente da parte della numero 7 ospite. Allora Raiola dal palleggio si propone sulla lunetta del tiro libero. Orsini riceve ora oltre l'arco. Georgieva guarda verso Podda, dentro per il taglio di Orsini, in ritardo la difesa di Aleo. Finalmente funziona l'attacco della Virtus, era stato creato un buon tiro. 2 liberi allora per Orsini, che è già pronta in lunetta. Nove punti fino a questo momento per Orsini in 27 minuti sul parquet. Arriva ora in doppia cifra ed è la prima in casa Virtus Cagliari. Tocca quota 10 punti, diventano poi 11 per il -6 Virtus Surgical Cagliari. 46-40, 1 minuto al termine del terzo quarto. Zanetti si avventura nel pitturato virtusino, perde l'equilibrio. Allora Georgieva corre in contropiede. Vargiu, il taglio di Orsini che non può però ricevere il rimorchio di Podda, a segno per il -4, 46-42. Ha ritrovato vena offensiva la Virtus, che quando può correre è squadra decisamente migliore. Penz cerca la penetrazione, chiusa la strada, non riesce a servire Zanetti, palla buttata letteralmente da Savona. L'inerzia ora sembra tornare tra le mani della Virtus. Time out chiamato da coach Pollari. 30 secondi al termine del terzo quarto. La Virtus è ancora lì, 46-42, -4. Raiola per Vargiu. La Virtus cerca di mettere ancora più il fiato sul collo alle proprie avversarie. Raiola fuori per Vargiu. Attacca Michelini, buona la penetrazione di Vargiu che apre il varco per il tiro da 3 punti di Raiola. Tiro da 3 sbagliato, aveva cercato anche il fallo. La numero 5 bianco-blu, qui ancora difesa fortissima allo scadere del terzo quarto. Penz sbaglia
la tripla che avrebbe permesso a Savona di chiudere molto bene questa frazione di gioco. Allora si rimane sul +4 per le ospiti, 46-42 il punteggio. Inizia l'ultimo periodo di gioco al Palarestivo. Vargiu, Georgieva, Orsini, ancora Raiola e Podda per la Virtus. Savona risponde con Aleo, Penz, Tosi, Michelini e Zanetti da 3. Vargiu sbaglia, ma rimbalzo c'è Orsini che tiene vivo lay-up con la mano sinistra. È il -2, 46-44. Partita ancora in equilibrio. Zona fronte pari ora per la Virtus. Vuole cercare così la rimonta. Coach Ferrazzoli, invitato al tiro da 3 punti Michelini, che mette però palla per terra, ribalta, Orsini rovina letteralmente per terra. Tosi contro 2 avversari a testa bassa, rischia l'infrazione di passi, il fallo di Orsini che sembrava avere posizione corretta con le braccia alte. Non è così evidentemente secondo la lettura dei signori Roberti e Barbieri. Allora 2 liberi per Irene Tosi. Militanza comune per lei a livello giovanile, con una vecchia conoscenza del basket sardo come Federica Lesiani, nazionale under 17, ha giocato anche per College Italia, Castel San Pietro e la Spezia, sempre in Serie A2. Porterà in lunetta per cercare di ricacciare indietro l'assalto della Virtus, riportatasi sul -2, 46-44. E nessun problema per Georgieva, che era caduta in precedenza. Segna il primo Tosi. Secondo è sbagliato, con buon rimbalzo difensivo per Podda. Attacca la Virtus con Raiola. Si fa vedere Vargiu per la ricezione in angolo, la finta e poi il pallone dentro per Orsini. Gira bene sul perno, arrivano in 2 a difendere su di lei. Non c'è il fallo, si continua a giocare. Il taglio dentro di Tosi che resiste al contatto, subisce il fallo. Avrà a disposizione 2 tiri liberi ancora una volta per la seconda volta consecutiva. Sentite intanto in sottofondo le veementi e accese proteste del pubblico della Virtus, perché a detta del pubblico non è coerente il metro sui 2 lati del campo. Si reclamava un fallo in precedenza su Orsini, fallo che poi è arrivato su Tosi, fallo evidente sulla giocatrice di Savona, che realizza dalla lunetta per il +5, 49-44. Georgieva è consegnato per Raiola. Orsini in punta, mette palla per terra, il passo di incrocio e 2 punti molto ben costruiti da Francesca Orsini. Canestro davvero importante per la Virtus, che torna sul -3, 49-46. Linea di fondo per Zanetti, che segna, canestro praticamente miracoloso. Posizione molto defilata, quasi dietro il canestro, ha trovato l'equilibrio per mandare a segno questo tiro. Del resto il talento offensivo non le manca. Raiola per Orsini in ricezione profonda, prova a farsi vedere Podda, costretta a tornare fuori dalla difesa fisica di Savona. In angolo si va da Georgieva da 3, Georgieva sul secondo ferro e Tosi che recupera il rimbalzo e prova a lanciarsi in contropiede, attende però l'arrivo delle compagne. C'è Aleo dal palleggio, arriva a ricevere il pallone Zanetti, battuta ma solo per un istante Raiola con il cambio di mano. La circolazione che prosegue per Michelini, c'è poi Aleo, 5 secondi per il tiro di Savona, lo prende Tosi con forse anche un contatto, ma sbaglia in questo caso, non c'è il fischio. Georgieva vuole fare tutto da sola, alza il tiro con la mano destra, segna, subisce il fallo, libero supplementare per la bulgara. Ancora una volta la Virtus a inseguire, ma ancora le bianco-blu sono state capaci di rimettere tutto in discussione sul -3 ora, possibilità di andare a -2.
51-48. Sbaglia un libero di cui avrebbe avuto bisogno la Virtus. Solo uno il possesso di distanza tra le due squadre a questo punto. Zanetti per Michelini, il taglio di Tosi, ribaltato il lato per Penz che attacca il centro dell'area, scarica in un angolo per Tosi, costretta a dar fuori questo pallone per Zanetti. Una difesa molto forte, un secondo per il tiro di Tosi, fermata la sua azione dallo scadere del cronometro dei 24. Coach Pollari richiama in tutta fretta dalla panchina Villa, che va a rilevare proprio Tosi. Evidentemente non è soddisfatto il suo tecnico nelle ultime iniziative prese in zona d'attacco. La numero 33 giallo-verde, Georgieva, ancora ci ha preso gusto e allora trova il -1 appoggiando sempre da sinistra con la mano destra. L'importante è però il risultato in questa fase. -1 Virtus. Il pallone per il tiro da 3 punti di Aleo, che pesa come un macigno sul morale della Virtus. Ricacciata indietro sul -4, 54-40. Sta diventando una bella partita a questo punto. Ora attaccano le padrone di casa con Orsini nel frastuono del Palarestivo. Vargiu da 3, Orsini sbaglia, c'è solamente Penz a rimbalzo. Il passaggio di apertura per Aleo, che lavora con Michelini, persa dalla difesa della Virtus, perdonata però la squadra di casa. Allora Vargiu che prova a mettere ordine, Orsini e poi Raiola arriva come un treno. Zanetti che rischia anche di rifilare una testata, ovviamente del tutto involontaria, la sua avversaria. Fallo di Zanetti, dovrebbe essere il primo soltanto della sua partita. Raiola a rimettere in direzione di Vargiu, guarda il canestro, poi Georgieva, sale Orsini per bloccare. Georgieva con la mano destra, scarica in angolo, Raiola da 3 importante, sbagliato, poi da rimbalzo prova a lottare. È il fallo commesso da Orsini a 5:46 dalla conclusione del match. Sul +4 Savona, 54-50, torna Puggioni, esce Podda. Più talento offensivo, meno centimetri per la Virtus allora con questo quintetto. Michelini chiamato allo schema maglia, Zanetti dal palleggio contro Puggioni, poi Michelini, Aleo fa circolare per Penz, sale per ricevere Villa, il pick and roll tra le due non si completa, ha perso il controllo del pallone da Zanetti. Georgieva lanciata in contropiede, realizza da sotto per il nuovo -2, 54-52. Michelini, Aleo guarda il canestro, va a controllarla Georgieva, Vargiu cerca il pallone contro Penz, sale Villa per bloccare, mano sinistra, arresta il palleggio, Penz in difficoltà, l'arresto e tiro lo prende, lo manda a segno Zanetti in maniera provvidenziale per Savona allo scadere dei 24, vanificata un'altra buona difesa da parte della Virtus. Ribaltato il lato per Vargiu, Vargiu prova a girare sul perno, fuori per Raiola sul blocco di Orsini, ancora Raiola dentro da Orsini, apre in angolo per la tripla di Puggioni, Arianna Puggioni, canestro importantissimo. La Virtus è nuovamente sul -1 e qui rischia di andare ad anticipare questo pallone con Raiola. Zanetti rischioso per Penz, che però riesce a ricevere il blocco forte di Villa, che poi riceve nel cuore dell'area, trova l'equilibrio per realizzare da sotto. Canestro importante anche per Savona. +3, 58-55, 3:55 per chiudere il match. Georgieva ormai ha licenza di attaccare il canestro ogni volta che le circostanze lo consentono. Altro 1 contro 1 per il -1 sul 58-57. Zanetti sul blocco di Villa da 3, Zanetti primo ferro e Georgieva a tirar giù il rimbalzo
il pallone poi per Raiola, attacca Raiola, arrivano ora le compagne, lavora sul blocco di Orsini, poi Georgieva, ancora Puggioni con una tripla importante, questa però sbagliata per la disperazione del pubblico virtussino. C'è Aleo per Savona invece, 3:10 ancora da giocare. Pence per il post basso di Villa, il taglio di Zanetti, persa da Georgieva, 2 punti per Zanetti che sta salendo in cattedra nel momento più importante della partita. Sconcertata in panchina per la difesa carente di Georgieva, nell'ultimo caso coach Ferazzoli. Puggioni vuole andare fuori da Raiola che attacca a testa bassa, si avventura, va dentro, segna con il fallo, potenziale gioco da 3 punti per Paola Raiola. -1 Virtus, la chance ora per il pari. Torna Tosi, esce Villa per Savona, almeno questa sembra essere l'indicazione di coach Pollari, è così. Raiola in lunetta, 5 punti a referto. Per lei fino a questo momento. Mancano 2 minuti e 42 secondi. La situazione è in bilico. Libero aggiuntivo a segno per Paola Raiola. Allora siamo ancora in parità. Stavolta a quota 60, praticamente un mini supplementare qui al Palarestivo di 2 minuti e mezzo, con Pence che mette palla per terra, batte facilmente Vargiu, la stoppata però di Orsini e poi il fallo di Tosi con il pubblico che chiede l'antisportivo. Probabilmente non ci sono gli estremi, in questo caso mi sento di condividere questa scelta arbitrale. Quarto per Tosi, appena rientrata in campo, peraltro al posto di Villa, rimessa dal fondo Virtus con Raiola. E allora Vargiu, la Virtus con il possesso del possibile sorpasso. Vargiu con la mano destra sulla difesa di Michelini, il blocco di Orsini, mano destra, Vargiu fuori, non riesce però a ricevere Orsini, brutta palla persa questa dalla Virtus. Il sacrificio di Raiola che si tuffa su questo pallone, riesce quantomeno a limitare i danni, non concesso un canestro facile in contropiede a Savona. 2 minuti e 8 secondi ancora da giocare. Qualche problema subito risolto per Raiola. Rimessa dal fondo per Pence, il taglio di Michelini, riceve Zanetti, lavora sul blocco di Tosi, Zanetti chiude il palleggio, non sa bene cosa fare di questo pallone, si prende responsabilità Tosi ma sbaglia. Altra chance per il sorpasso Virtus, ora Georgieva si palleggia su un piede, decisamente troppa frenesia, poi commette una fesseria veramente evitabile, fallo antisportivo, forse anche un po' severo in questo caso. 2 liberi più possesso per Savona. Secondo l'arbitro ha agganciato la caviglia dell'avversaria da terra Iva Georgieva, che si capacita. Allora Tosi con 2 tiri liberi. Abbiamo parlato delle sue cifre, quasi 10 punti di media, segna il primo, importante, Savona torna avanti sul 61-60, ancora Tosi, segna anche questo, Tosi con 14 punti in questa partita. C'è Sorrentino al posto di Vargiu per la Virtus, 1 minuto e 50 da giocare. Savona che amministra il possesso aggiuntivo con Michelini, il consegnato per Zanetti, palleggio aperto con la mano destra, in 2 a bloccare, Sorrentino rimane con Zanetti,
lo scarico in angolo, il tiro sbagliato, Georgieva sul rimbalzo e parte come sempre motorino inesauribile, anche se deve controllare la sua esuberanza Georgieva. Poi Raiola per Puggioni, attacca dal palleggio, la via è ostruita, si inizia da Raiola, 8 secondi per il tiro della Virtus, il passo d'incrocio, tiro molto difficile, ma c'è Sorrentino a rimbalzo che però sbaglia per la Virtus, più 2, palla in mano Savona, 1 minuto e 5. Michelini per Zanetti, Zanetti cerca di approfittare della scivolata di Raiola che però è intelligente in questo recupero difensivo. Ora Puggioni, il blocco di Orsini, palleggio, arresto e tiro per Puggioni sul secondo ferro, si poteva giocare meglio senz'altro questo possesso offensivo. Allora Michelini per Aleo e poi Penz, Tosi, 30 secondi al termine, più 2 Savona, il giro sul perno, il fallo speso da Sorrentino. Coach Pollari è veramente su tutte le furie. Quinto fallo personale di Sorrentino che esce dunque dalla partita. Ancora Tosi con dei liberi molto pesanti. 28 secondi al termine. Dentro anche questo. Non trema la mano della pur giovane giocatrice savonese. Sbagliato invece il secondo, ma perde il controllo del rimbalzo Orsini. 2 volte Penz da sotto, la chiude a questo punto sul più 5, 65 a 60. Esulta la panchina di Savona. C'è tanta delusione invece in quella della Virtus. Virtus chiamata ora a un miracolo, 22 secondi al termine sul meno 5, 65 a 60 il punteggio. Le ultime speranze della Virtus in questa rimessa in zona offensiva. Raiola per Puggioni, ha bisogno di un tiro rapido, lo prende Puggioni, molto corto. Penz sul rimbalzo, Savona vuole far scorrere il cronometro, andrà a spendere il fallo la Virtus che non ci riesce però. Circola rapidissimo il pallone nell'attacco di Savona che riesce nel proprio intento con grande sicurezza. Arriva Solore, il fallo speso da Arianna Puggioni a 5 secondi dal termine sul più 5, 65 a 60. Penz può scrivere la parola fine su questa partita in maniera ormai definitiva. Dentro il primo e dentro anche il secondo, più 7 Savona che riesce a spuntarla dunque in questo finale. La Virtus prova a prendere l'ultimo tiro, non ci riesce con Baggiu, finisce qui. Savona espugna il Palarestivo di Cagliari con il punteggio finale di 67 a 60, sale a quota 14 punti in classifica, 8ª vittoria stagionale a fronte di 10 sconfitte. Dall'altra parte la Virtus invece condannata a restare nelle retrovie con soli 6 punti, 3 vittorie in cascina in questo difficile campionato di Serie A2. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.